Salve a tutti, partiamo con la lezione numero 3 di lingua napoletana al tempo coronavirus. Allora, la solita raccomandazione, chiaramente statevi a casa così evitiamo ulteriori problemi. Allora, chi ci volesse seguire, ovviamente ci sono i social, quindi le pagine Facebook che vedete scritte, i Lazzari, Toddica a lingua napolitana, Davide Brandi Poesie, Tombola storica del 1734 a lingua napolitana, i canali YouTube Davide Brandi, i Lazzari, Instagram Davide Brandi Poesie e poi c'è il gruppo Facebook Associazione I Lazzari, oltre ai miei profili personali. Allora, oggi parliamo di O napolitana a lingua nostra partendo dal concetto linguistico e un po' di storia. Allora, guardiamo il quadro storico. Innanzitutto cominciamo con un concetto importante. Molti credono che O napolitana sia un dialetto della lingua italiana. Ovviamente questo non è assolutamente vero, perché un napolitana è una lingua a origini molto più remote rispetto all'attuale italiano, va bene? Quindi un napolitano non è un dialetto dell'italiano. Dialetto lingua, ecco qui, questo qui apriamo un capitolo che a molti darà un po' di fastidio perché fa parlare molto. Allora, innanzitutto diciamo che non c'è nessuna distinzione. Dialetto e lingua sono la stessa cosa. La parola dialetto deriva dal femminile greco dialectos, che è la lingua l'organo della lingua, e che è una derivazione di dialegomai, cioè parlare, conversare. L'equivoco, vedete, nasce dal concetto anglosassone, quindi non è nostro. Il concetto anglosassone di dialect, cioè per loro il dialect è una lingua parlata male. Ma se partiamo dal concetto iniziale, quello che abbiamo visto prima, che il napoletano, cioè così come tutte le altre lingue italiane, quindi parliamo del toscano, parliamo del bolognese, del piemontese, del sardo, eccetera, eccetera, non è di derivazione dell'italiano, ma è un sistema linguistico autonomo. Allora possiamo dire, senza scandalizzarci, che il problema di definizione lingua-dialetto non sussiste. Quindi il napoletano non è una lingua parlata male perché è di derivazione italiana, d'accordo? Quindi non è il dialetto, non è secondo il sistema anglosassone, chiaramente. Quindi non sussiste perché il concetto di dialetto per noi europei, quindi per noi di derivazione di lingue neoromanze, è proprio di una lingua con la sua propria grammatica, fonetica e di studi universitari che lo inglobano nella disciplina scientifica denominata appunto dialettologia. Infatti anche alla Federico II c'è la dialettologia, ovvero gli studi superiori che non sono l'ABC della lingua napoletana che noi faremo nelle prossime lezioni, ma proprio lo studio della dialettologia nella storia anche, non solo nella storia ma anche dal punto di vista proprio linguistico. Quindi, volendo dare una definizione di dialetto in senso generico, diremo che il dialetto è il codice comunicativo con cui si parla e si scrive. Quindi, attenzione, mi rivolgo a tutti, tutte le diatribe, discussioni, i diverbi, gli schieramenti per l'uno o per l'altra tesi, cioè lingua o dialetto, che leggiamo anche in modo animoso, quindi le vediamo persone che litigano, no è una lingua, no è un dialetto, sui social network, sono assolutamente inutili, perché nascono da concetti con fondamenti non facenti parte della storia e quindi della nostra cultura. Quindi se diciamo che il napoletano è un dialetto non stiamo sbagliando, se diciamo che il napoletano è una lingua non stiamo sbagliando, non cadiamo in questa inutile discussione, d'accordo?
Henri De Luca, il grande scrittore, cosa dice? Una cosa molto importante che ci deve far riflettere. Chi ha smesso di usare il dialetto è uno che ha rinunciato a un grado di intimità col proprio mondo e ha stabilito delle distanze. Quindi sentite, quando voi volete, soprattutto quelle persone che assolutamente ci dicono non parlare napoletano, parla l'italiano, stanno stabilendo una distanza, un limite con la propria cultura, col proprio modo di essere. Parlare napoletano non è parlare volgare, o meglio, il parlare volgare non è prettamente napoletano, perché la volgarità la si esprime in tutte le lingue del mondo e in tutti i meridiani paralleli del mondo. Quindi parlare napoletano si può parlare anche in modo dolce, corretto. Quindi il napoletano, oltre ciò, è una lingua viva, cioè è una lingua in continua evoluzione, evolve nel tempo. E infatti se prendiamo dei testi del Seicento, soprattutto quelli di Basile, di Giulio Cesare Cortese, e poi prendiamo altri del Settecento, dell'Ottocento, noteremo le differenze linguistiche proprio nel tempo. Quindi ecco l'evoluzione della lingua napoletana, come è evoluta. E noteremo la differenza soprattutto col napoletano che parliamo oggigiorno, che è molto differente, anche se si sta, possiamo dire, un po' imbastardendo perché grazie a serie televisive, vabbè, non apriamo questo discorso. Latino e greco classico invece sono lingue morte, vedete, perché non più in evoluzione. Morte non significa che sono lingue che non vanno bene, perché sono lingue di studio universitario purtroppo e sempre meno di liceo. Ma nel greco antico e nel latino c'è l'evoluzione, ci sono le radici della nostra lingua e vedremo dopo. Allora, sfatiamo un altro tabù. Allora, il napoletano non è patrimonio UNESCO, non è patrimonio UNESCO, come molti erroneamente affermano, come leggiamo sui social, su canali informativi poco, come dire, poco propensi allo studio, all'approfondimento, ma è semplicemente l'UNESCO che periodicamente stila il famoso Atlante rosso delle lingue, ha redatto questo Atlante e ha inserito anche il napoletano, ma poi se andiamo a vedere, a studiare meglio, non è la lingua napoletana che identifica l'UNESCO. L'UNESCO parla di lingua del sud Italia, quindi una lingua parlata praticamente dall'Abruzzo sino alla Calabria, un'unica lingua. E non è vero, perché sappiamo bene che dall'Abruzzo alla Calabria esistono tantissime lingue, non solo il napoletano, c'è il cilentano, c'è il puteolano, c'è il torrese, c'è il pugliese e il salentino, casertano, ce ne sono tantissime. Quindi l'UNESCO cosa ha fatto? Ha semplicemente stilato questo Atlante, ha inserito questa lingua del sud Italia e gli ha assegnato il grado di vulnerabile, va bene? Quindi in questo Atlante sono inserite più di 7.000 lingue del mondo, tra cui la lingua del sud Italia, non parla di napoletano. Quindi mettiamoci una croce sopra e non diciamo più che la lingua napoletana è patrimonio UNESCO. Grazie. Il napoletano invece è inserito nel cosiddetti standard ISO dal 1998, infatti vedete con il codice ISO 639.3 il codice del linguaggio è NAP, vedete? NAP. Ma quando nasce la lingua napoletana? Ve lo siete mai chiesti? Chi è stato il primo a parlare napoletano? Ovviamente non esiste una persona che ha cominciato a parlare napoletano così, ma c'è un'evoluzione. Le origini della lingua napoletana sono molto antiche, infatti o napolitana, rigorosamente scritto con le due N e poi nelle lezioni successive, quelle di grammatica, capiremo il perché. Anticamente era detto anche volgare pugliese, cioè una lingua romanza che è derivata dal latino. Ovviamente troviamo
nei termini, alcuni termini e nella fonologia, anche tracce osche e greche. Ricordiamo che gli Osci erano un popolo pre-latino, quindi prima dei Romani, che ha abitato l'Italia centrale e anche il meridione, diciamo, quindi la parte centrale del meridione, in Campania, quindi la zona dell'Irpinia, del Beneventano. Ecco qua, questo quadro ci deve aiutare a capire bene di cosa stiamo parlando. Quindi, la lingua napoletana da dove viene? Allora, guardate, partiamo dal latino classico, va bene? Che poi passa al latino del Volgo, cioè il latino del Volgo, il latino volgare, dove volgare non sta per qualcosa di maleducato, di sconcio. Volgo è il popolo, quindi il latino del popolo, la lingua che parlava il popolo, che era differente dal classico, ma ha radici anche della lingua greca, precisamente del dialetto dorico, perché ricordiamo che Neapolis, Partenope sono state fondate proprio dai greci. La lingua osca, soprattutto nella fonetica, nei suoni, ha lasciato tracce, anche se la lingua osca ha influenzato anche il latino, possiamo dire. E poi vediamo che ci sono i prestiti delle dominazioni che ci sono state a Napoli, quindi le lingue spagnole e le lingue francesi. Naturalmente quando parliamo di lingue non parliamo di un solo spagnolo, ma anche in Spagna ci sono varie lingue, quindi in base alle varie dominazioni e il periodo storico di dominazione nella città di Napoli possiamo parlare del catalano, del castigliano, dell'aragonese e via discutendo. Le lingue francesi stesso discorso, quindi il provenzale soprattutto, ma attenzione, queste lingue a loro volta derivate sempre dal latino del Volgo, quindi il ceppo principale è il latino. Ecco perché il napoletano è la lingua, vedete? Quindi ha una derivazione latina. Guardiamola qualche parola che deriva dal greco, partiamo proprio dal più remoto. Vedete, in napoletano la parola carocchia, che forse per chi non sapesse cosa significa, è quel colpo che viene dato sulla testa con le nocche delle dita. Viene dal greco carocula o cantaro, che sappiamo che è il petale, no? E quindi il vasino da notte, viene da cantaros. L'uosma, cioè il fiuto, il fiutare, qualcosa, viene da osme. Ucat, il cato sarebbe il secchio, no? Il contenitore, il catino, viene dal greco kados. Infatti a Napoli diciamo c'è il detto si nucate i colla per dire sei uno pesante. Agresommolo, ecco qua, questa è una delle più belle parole secondo me, perché ha un'etimologia che è meravigliosa. Vedete, viene da chrysos, che è aureo, cioè praticamente i raggi del sole, e più melon, cioè il frutto, il pomo. Quindi agresommolo è il frutto del sole. Poi ci sono altre parole, upachialone, viene da pachis, grasso e goffo, lannas, viene da anison, scunucchia, vedete, quindi scunucchia venire meno nelle ginocchia, viene da exconiculare, utiana, viene da teganon. Poi ce ne sono altre ancora, aceras, vedete la ciliegia da cherason, acaccavella, l'astraco, viene da ostracon, acaccavella da caccabos, ucarus, cioè sarebbe i capelli tagliati a zero, viene da cara, che è la testa, alagana, la lagana sarebbe la sfoglia di pasta, no? Che viene da laganon, la sfoglia di pasta, e da qui anche la parola ulaganatura, cioè il mattarello per stendere la pasta. Unippolo viene da nepios, che significa minuscolo, piccolo. Uscorfano viene da scorpainon, nos. Avas Nicola viene da basilicon e tante altre. Questi sono solo alcuni esempi. Ma non solo nelle parole, anche nella toponomastica troviamo le tracce greche nella nostra regione. Per esempio, vedete Forio ad Ischia, Sorion, villaggio. L'isola di Procida viene da proctos, cioè sparso. L'acqua Meno, sempre ad Ischia, viene da Laccos, che è una fossa.
che significa la fossa, affossato, Posillipo, Pausillipon, Sirrenton, Sorrento, e poi tante altre, Cuma, Agropoli, la stessa Neapolis, Napoli viene dal greco. Quindi passiamo al latino, lasciamo il greco, passiamo al latino. Il latino parlato, vedete, cominciò a diffondersi a Napoli allorquando la città divenne colonia romana tra il secondo e il terzo secolo d.C. Ma attenzione, Napoli comunque aveva una certa autonomia da parte di Roma, quindi viveva una certa autonomia soprattutto culturale, perché fu lasciata, a Napoli si parlava greco quando Napoli divenne romana, e tanto per intenderci, anzi addirittura i romani facevano studiare ai propri figli il greco perché rappresentava il massimo della cultura, d'accordo? E vediamo qui il personaggio illam, illa, la, a, quindi l'evoluzione della lingua del latino nella lingua napoletana nei secoli. Poi quando faremo la lezione sugli articoli capiremo il significato, quindi vedete, in questo caso è l'articolo femminile. Allora, o napolitana, come tutte le altre lingue romanze, ovvero lingue derivate dal latino, quindi dal volgo abbiamo detto prima che è il popolo, comincia a piantare i primi semi dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi corrisponde al 476 d.C. Ma attenzione, non stiamo ancora parlando di napoletano, quindi i primi semi stiamo dicendo. Sino a quel momento la lingua ufficiale dell'impero romano era il latino classico, utilizzato negli atti ufficiali e dagli aristocratici dell'impero, e parlata anche a Roma, ma ovviamente l'impero romano era vastissimo, era un'area immensa che comprendeva quasi tutta l'Europa, più l'Africa settentrionale e l'Asia minore. Quindi, come si poteva pretendere che in un'area geografica così grande si parlasse un'unica lingua? Ecco, il popolo utilizzava una parlata latina, quindi oltre alle lingue autoctone, quindi del territorio, parlava un latino differente che col passare dei secoli e quindi nelle varie differenti aree geografiche si differenziò sempre più, sviluppando i cosiddetti volgari. I volgari, vedete? Sino a formare quelle che oggi sono le lingue romanze, le lingue europee. Ecco qua, in questa slide vediamo molto bene, ci aiuta a capire bene innanzitutto la vastità dell'impero romano, quindi guardate quanto era vasto. Pensate che Roma a quell'epoca era una città con 1.200.000 abitanti nel secondo secolo d.C., quindi era la città più grande del mondo, ma soprattutto questa slide ci aiuta a capire l'evoluzione. Quindi vedete, il latino classico era parlato a Roma, poi c'era il latino del Volgo, il latino volgare parlato nelle varie regioni, che ha sviluppato le varie lingue romanze, neoromanze. Quindi vedete il portoghese, lo spagnolo, il catalano, il francese, il provenzale, il rumeno, austriano, asturiano, scusate, il galiziano, il sardo, il corso, il friulano, il toscano, il napoletano, il normanno, il siciliano, il piemontese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutte le lingue neoromanze sono di derivazione latina, d'accordo? Quindi ecco il napoletano come si è sviluppato. Andiamo avanti. Ecco, guardiamo qualche vocabolo di etimologia latina. Ovviamente il vocabolario di lingua napoletana è praticamente il 90%, possiamo dire, delle parole sono tutte di derivazione latina. Laccio per chi non lo sapesse, è il sedano, viene da apium. L'ammennola, per chi non lo sapesse, è la mandorla. Appilà, arracquà, a cucozza, vedete la cucozza per esempio è una di quelle parole sviluppate proprio dal latino, si dice come lo si diceva all'epoca, cucuzia, vedete, o cuppin, o fasul, un guttax, un tagliax. Se non conoscete queste parole vi consiglio di prendere un dizionario di napoletano e andare a vedere, oppure potete chiedere a noi attraverso i social.
Ancora, tienament, guardate questa parola che oggigiorno diciamo ancora tienament, viene dal latino tenementem, trasì, usuvere, sarebbe il sughero, arezza, sport, om, press, usuoc, tan. Ma anche qui nella toponomastica della Campania troviamo tantissimi riferimenti latini legati soprattutto alle gens romane, cioè le gens erano le famiglie, diciamo, le tribù romane che andavano ad occupare i vari territori e difatti Secondigliano, il nome Secondigliano viene da Secondiglius, va bene? Giuliano viene da Iulius, Marano da Marus, Marcianus, che era appunto un'agenza romana, era l'antico nome di Fuorigrotta, quindi del villaggio di Fuorigrotta, che si chiamava Marcianus, quindi dall'agenza romana Marcia, e tantissimi altri. Se prendete dei testi appropriati andate a vedere l'etimologia dei vari quartieri o dei vari comuni della Campania, troverete sicuramente un ricordo toponomastico legato al latino, al greco o agli Etruschi, per esempio della città di Cuma, di Capua, scusate, non di Cuma, di Capua dell'antica Santa Maria, dell'attuale Santa Maria Capua Vetere. Allora, etimologia di alcuni vocaboli ancora dal greco bizantino, perché prima l'abbiamo visto, passiamo dai romani, c'è una fase, poi ritornano i greci a Napoli, ci sono i bizantini che lasciano questi vocaboli, omuol, lastc, a coccovaia sarebbe a ciucciuvettel, anticamente nel napoletano si diceva coccovaia, o cam, saputeco, o scalandrone, cioè quelle grosse scale che vengono utilizzate in campagna per salire sugli alberi. Ancora poi susseguono i Longobardi. Attenzione, i Longobardi che mai hanno conquistato la città di Napoli, quindi hanno lasciato parole che sono entrate nel napoletano attraverso l'italiano oppure attraverso i dialetti interni, quindi quelli dell'Irpinia, del Beneventano, perché i Longobardi hanno conquistato soltanto la parte interna della Campania. Parole come Ubarcona, Meuz, Zaccaria, Anocco, Stuc e soprattutto questa parola meravigliosa che ancora oggi diciamo tantissimo, che è Strunz. Vedete, scritto rigorosamente con la O finale, anche se non si pronuncia. Napoli fu l'ultimo, facciamo un passo in avanti nella storia, fu l'ultimo degli stati del meridione che persero l'indipendenza tra il 1060 e il 1080 e cedettero ai Normanni. Quindi il Ducato di Napoli resistette sino al 1137, prima di essere inglobato poi nel Regno di Sicilia, da Ruggero II il Normanno che vediamo lì nella foto e che sta a Palazzo Reale di Napoli. Facciamo dei salti veloci nella storia, chiaramente. Passiamo all'Alto Medioevo. Pensate che la lingua usata per la scrittura a quell'epoca era il latino classico, ma ovviamente nessuno lo sapeva scrivere se non soltanto i monaci, i notai o pochissimi poeti. E quindi, e proprio i notai, chiaramente, visto che dovevano redigere atti ufficiali, per farsi capire meglio dai loro clienti, trascrivevano esattamente così come la gente parlava. Quindi pensate che testimonianze linguistiche sono gli atti notarili di quell'epoca. Il più famoso di tutti è il cosiddetto Placito Capuano, redatto nel 960 d.C. Ma questo è il più famoso, ma ce ne sono tantissimi altri di Placiti, che per chi è appassionato di lingua sono veramente un tesoro da studiare. I Placiti Capuani, vedete, sono degli atti in cui i testimoni dichiarano che alcune terre appartenevano all'abbazia di Montecassino da oltre 30 anni e quindi si poteva usufruire dell'usucapione, quindi proprio delle testimonianze. Ecco un passaggio del Placito Capuano: sao co che le terre per che li fini che chi contene 30 anni le possedette parte sancti benedicti. So che quelle terre entro quei confini di cui si parla qui per 30 anni le possedette il monastero di San Benedetto. Quindi vedete c'è un miscuglio tra latino, volgare,
qualche piccolissima traccia di quello che poi sarà la lingua napoletana. Attenzione, non parliamo ancora di lingua napoletana. Il dominio dei Normanni durò, vedete, dal 1137 fino al 1194. Il Regno di Sicilia fu avviato ad una organizzazione feudale gerarchica. Alcuni vocaboli lasciati dai Normanni, non c'è tantissimo nella lingua, o meglio nella lingua attuale, però se andiamo a vedere, facciamo uno studio storico della lingua, ne troviamo un bel po' di vocaboli. Per esempio, avanella, percià sarebbe bucare, forare, ronfà, ronfler, va bene? Passiamo alla fase successiva, quella sveva. Quella sleva che passa dai Normanni agli Svevi solo per legami monarchici, dinastici, diciamo. Nel 1197 cominciò il periodo svevo a Napoli. Non durò moltissimo, ma la lingua utilizzata dagli Svevi non influenzò la parlata di Napoli, perché il periodo appunto fu breve, durò solo 69 anni. Dobbiamo dire che in questo periodo Napoli, quindi il sud, ebbero uno dei più grandi sovrani della storia, che è Federico II di Svevia, fondatore dello Studium, quindi lo Studium è l'Università di Napoli in pratica, la prima università popolare creata al mondo. Passiamo alla Napoli angioina, quindi ecco un periodo un po' più lungo che ha lasciato delle testimonianze linguistiche importanti, quindi siamo dal 1266 sino al 1442, 176 anni di angioini, quindi di francesi a Napoli. Napoli diviene capitale del regno e si comincia a diffondere la scrittura grazie anche ai mercanti, perché Napoli diviene capitale, quindi diviene meta di moltissimi mercanti provenienti da tutta l'Europa e da gran parte del Mediterraneo. Però questa scrittura era un misto tra i vari volgari, perché chiaramente confluivano persone da un po' tutto il mondo conosciuto all'epoca, ovvero una sorta di codice atto alla comprensione di tutti, soprattutto un codice mercantile, diciamo. La Napoli angioina, tra i documenti rinvenuti è doveroso ricordare un codice angioino datato 1283-84, dove si rivelano alcuni scritti proprio tra l'evoluzione della lingua volgare e un arcaico napoletano. Ecco, questa frase, che mi è stata suggerita dal mio amico Gennaro De Crescenzo, dice proprio, vedete, aulenti primavera chi rinnova la priata. Quindi vediamo un misto di lingua tra il volgare e il napoletano, quando diciamo apriata, apriezza, no? L'apriezza in napoletano è la gioia, la fecondità, l'allegria. E odorosa primavera che rinnovi la giocondità, quindi quando torna la primavera torna anche la felicità, torna maggio e torna amore, un po' la canzone di Giacomo, no? Napoli angioina. Quindi nell'anno 1313, ecco una delle grandi testimonianze linguistiche lasciate, fu lasciata proprio da Giovanni Boccaccio. Pensate che Giovanni Boccaccio a soli 14 anni, che poi è stato uno dei padri della lingua italiana, del toscano che diviene italiano insieme a Petrarca e a Dante, giunse a Napoli. Giovanni Boccaccio vi resterà fino al 1327. Quindi tra le varie attività frequentò anche l'Università di Napoli, quindi pensate che la Federico II è stata frequentata anche da Giovanni Boccaccio e lui si dilesse a scrivere anche in volgare napoletano, cioè la lingua che lui ascoltava dalle persone in quell'epoca. Quindi ecco altre testimonianze linguistiche del napoletano dell'epoca. Per esempio la più famosa è la sua lettera che scrisse, utilizzò uno pseudonimo, Gianetto de Parisse, cioè Giannetto di Parigi, con la quale scriveva al suo amico Francesco de Berardi, che stava in Toscana. Vediamo un passaggio di questa lettera, perché è veramente molto interessante.
Facimmote adunque, caro fratello, a saperi, che allo primo giorno de sto mese di dicembro, machita figliao, e appe uno biello figlio masculo, che Dio non ce lo guarda e l'idea abita a tempo e a 10 anni, e per chillo cante dice la mammana, che lo levao nell'ancuccia, tutto s'assomiglia a lupate. Quindi guardate questa lettera, che tesoro che è, perché è un misto tra il volgare latino, il volgare napoletano, il volgare toscano. In pratica parla di questo parto avuto da Machinta, da questa donna, che ebbe questo bel figlio maschio e lo raccomanda a Dio e ai santi. E, passiamo ad alcuni vocaboli lasciati dal francese angioino nella lingua napoletana. Allora vediamo per esempio vaiassa, vaiassa, no? Viene da bagas, oggigiorno ha un significato diverso dal significato che aveva all'epoca, perché la vaiassa era la serva, la cameriera, quella che oggi diciamo la colf, mentre adesso la vaiassa rappresenta una donna volgare. A ciaramella, fa una cera, quando si dice fa una cera, no, fa una faccia per dire, o chunk, lynch, cioè sarebbe la stizza, lynch, no? O mitch, allumà, a giacchetta e tantissime altre. E con questo abbiamo concluso la terza lezione, la lezione numero 3 di lingua napoletana in tempo di coronavirus, per tutti quelli che sono chiusi in casa e ricordiamo di stateva a casa. Ricordiamo ancora una volta i nostri canali che li vedete qui elencati, quindi Facebook, YouTube, Instagram. Grazie assai a tutto quanto e ci vediamo alla lezione numero 4. Ciao ciao, stato buono!